Governatore Fedriga, oggi Euregio Senza Confini entra in una nuova fase. Quali ricadute positive ci si aspetta da questo progetto? Noi ci auguriamo che dal punto di vista della cultura, delle attività produttive, adesso con il progetto delle Camere di Commercio si possa rafforzare i rapporti con le regioni limitrofe, quindi Veneto e Carinzia. Ci auguriamo che questi progetti possano essere espansi anche ad altre aree, Slovenia e Istria, al fine di rafforzare tutti quei progetti transfrontalieri che credo siano il futuro dell'Europa. La collaborazione tra le regioni penso dovrà essere il nuovo assetto dell'Europa stessa. Venendo al tema Euroregione, questa comunanza politica che c'è adesso tra Veneto e Friuli Venezia Giulia può portare a degli sviluppi in futuro? Sì, non soltanto in Euroregione, penso che le battaglie che dobbiamo portare avanti, penso prima fra tutto quella sulla maggiore autonomia per quanto riguarda il Veneto, ovviamente lavorare e andare avanti rispetto al percorso che a seguito del referendum il Veneto con il Presidente Zaia ci ha portato avanti. Per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia, per difendere la nostra autonomia ed anzi magari riprenderci un po' di autonomia che ci è stata negata in questi anni. Io questo pomeriggio vado a Roma proprio per incontrare il ministro Stefani e fare presente le criticità che sono avvenute in questi anni. Noi abbiamo meno 920 milioni all'anno. Senza risorse vuol dire eliminare autonomia. Le competenze non si possono attuare senza le risorse necessarie. Oggi ufficialmente si insedia, dopo questa assemblea, si insedia Peter Kaiser, che è il presidente della Carinzia, come presidente dell'Euroregio. Del resto si fa a turnazione e per me la turnazione ha significato 5 anni. È dal 2013 sono presidente, di solito si fa un anno, 2 al massimo, ma mi hanno chiesto proroghe, hanno chiesto. Per carità, porto un bel risultato perché porto 5 progetti europei finanziati, sui quali su 2 siamo anche capofila. Presidente Kaiser, dunque quali saranno le priorità durante il suo mandato di presidenza? Die Rolle der Volksgruppen in den drei Sono Regionen. molto favorevole e sostengo i gruppi delle minoranze, ritengo siano un importante arricchimento per la vita culturale, politica e economica delle regioni e proprio in questi giorni noi stiamo pubblicando un rapporto sui diritti, sulle possibilità e sulla tutela delle minoranze in Carinzia. Euregio sein kann.